All'alba di stamani i carabinieri del comando provinciale di Agrigento presso le sedi delle case circondariali di Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna, Gela, Voghera, Agrigento, Lecce e Taranto hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari in carcere agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, 13 dei quali già ristretti in carcere. Sono cittadini italiani gravemente indiziati a vario titolo di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso per agevolare l'associazione denominata Cosa Nostra. Nei confronti dei suddetti 14 indagati, dei quali fanno parte anche tutti e 13 soggetti colpiti lo scorso mese di luglio da provvedimento di fermo di indiziati emessi dalla DDA, per 13 di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per uno quella agli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine dall'attività di indagini svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento e dirette dalla DDA di Palermo dal mese di dicembre 2024 a oggi, che costituiscono la notale prosecuzione di quelle fatte lo scorso 14 gennaio 2025 con l'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 48 persone aventi come oggetto la ricostruzione e l'organigramma delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e Agrigento Villaseta, con probabilmente a capo rispettivamente Fabrizio Messina e Pietro Craparo, pregiudicato di anni 39, il secondo, il primo di anni 49, a dimostrazione che, pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, Cosa Nostra Agrigentina è tutt'oggi operante, dotata di ingenti disponibilità economiche, di numerose armi, per di più in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi faticosamente raggiunti nel tempo. È stato riscontrato un sistematico utilizzo di apparecchi telefonici da parte degli uomini d'onore o di soggetti contigui al sodalizio, mentre i rispettivi periodi di detenzione, lasciandone in tal modo inalterate le capacità di comando, consentendo loro di mantenere i contatti con i correi in libertà e di impartire ordini. In questo contesto è rilevante ai fini investigativi l'analisi sui dati informatici contenuti nella copia forense dello smartphone utilizzato dall'indagato James Burgio, sottoposto a sequestro in occasione della perquisizione preventiva il 17 dicembre 2024 presso la camera del carcere all'interno di Augusta, ove al momento si trovava recluso. La disamina dunque dei contenuti del citato telefonino, unita agli esiti delle attività tecniche di sorveglianza e intercettazione, ha consentito di ricostruire la struttura di un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish, al cui vertice vi era soprattutto il detenuto James Burgio, il quale, sfruttando appunto la sua capacità di mantenere contatti con l'esterno, si è reso protagonista di una vera e propria esponenziale ascesa criminale che gli ha consentito di porsi quale interlocutore in termini di parità con gli esponenti di primo piano di Cosa Nostra Agrigentina, quali Capraro Pietro e Licata Gaetano, entrambi, come prima evidenziato, componenti della famiglia di Agrigento Villaseta, rispettivamente, con il ruolo di capo e di principale gregario, quest'ultimo nonché promotori di una distinta associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operanti nella provincia di Agrigento in rapporti con esponenti di Cosa Nostra di Palermo. A tal riguardo, tale attività di traffico di sostanze stupefacenti veniva arrestato in flagranza di reato Cristian Terrana il 27 maggio del 2025, fermato a Porto Empedocle a bordo di un motociclo privo di assicurazione e con all'interno un borsello di 506 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una somma in contanti di 780 euro in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sequestrare un'ulteriore somma di 4.880 euro.